Sono state fatte delle valutazioni, come abbiamo già detto, dopo l'ultimo incontro al Ministero, che hanno portato al rifiuto da parte della società concessionaria delle proposte fatte di aggiustamento. Quindi a noi pare giusto avviare parallelamente il percorso invece di una soluzione progettuale sostenibile, questa che arretra la ferrovia, che dà alla città un parco importante, che tende a risolvere i problemi del porto, visto che il porto è un problema positivo, perché è un porto in crescita, un porto ben gestito, che ha grandi prospettive, quindi dobbiamo risolvere rapidamente queste cose, con impegni reciproci di RFI, di ANAS, che deve procedere anche al raddoppio della statale 16 e lo farà nel 2017 appaltandola, e con quindi un investimento molto moderato che consentirà, credo, di risolvere gran parte dei problemi di congestione del traffico che il Comune ci ha segnalato e di funzionalità del porto e della ferrovia. Quindi una buona giornata oggi perché mette in fila tanti problemi insieme.